Dopo il rinnovo del Consiglio provinciale, grandi manovre in vista delle prossime elezioni, perché ci saranno le europee, ma anche tanti comuni medio-piccoli che anche in provincia di Belluno andranno al voto. Ci sono appena state le elezioni di secondo grado della provincia di Belluno. È evidente che è venuto fuori un quadro molto composito con 5 consiglieri di centrodestra, con già alcune divisioni evidenti, della Lega che ha fatto un gruppo isolato. Ci sono 3 consiglieri del centrosinistra, il Partito Democratico è parte di questa coalizione di centrosinistra. Noi abbiamo posto insieme a tutto il gruppo di Futura alcuni punti che per noi sono vincolanti prima di fare qualsiasi altro ragionamento di composizione di maggioranze. È un nuovo assetto che prevede, alla luce anche dei risultati del centrodestra che sono stati buoni, non ottimi. Noi speravamo di fare oggettivamente un consigliere in più, ma insomma sono 5 consiglieri. Adesso giustamente Padrini ha iniziato le consultazioni, cerca di capire qual è l'assetto con il quale affrontare le nuove sfide, che sono tante, anche le vecchie sfide che non si sono risolte in questi anni. Però, insomma, noi abbiamo dato la nostra disponibilità. Credo che abbiamo 2 esponenti, sia Bortoluzzi che il sindaco Caligaro, che sono ottimi e che quindi potranno essere molto utili a questa comunità. Fratelli d'Italia che si candida ad essere il primo partito e non solo del centrodestra anche in provincia di Belluno. PD che sulla sponda opposta ha sicuramente la leadership anche per i risultati da sempre modesti ottenuti nelle terre alte dal Movimento 5 Stelle. I comuni del Bellunese non abbiamo molti comuni, non abbiamo nessun comune sopra i 15.000 abitanti, abbiamo tanti comuni anche importanti come Borgo Valbelluna, come Ponte nelle Alpi. Il centrodestra cercherà sempre di schierare i migliori candidati possibili. Ci sono tantissimi comuni in provincia che vanno a votare, stiamo lavorando un po' su tutti i fronti, vediamo poi quante situazioni riusciremo un po' a chiudere, però è chiaro che sono elezioni importanti e c'è un buon movimento, devo dire.